Trascinati da Trieste, i contagi in regione sono aumentati del 68% nell'ultima settimana. Siamo la seconda regione in Italia per incidenza. L'epidemiologo Barbone, il focolaio dei cortei, no pass, la tempesta perfetta. Il glifosato torna in tribunale a Udine. L'ex calciatore Pierino Fanna batte l'ex presidente regionale della FIDAS Tiziano Chiarandini, condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione. Con l'arrivo della staffetta dei bersaglieri e la messa in basilico sono partite da Aquileia le celebrazioni per il centenario del Milite Ignoto. Domani la partenza del treno della memoria tappa anche a Udine. La maggiore attrazione di Expo 2020 a Dubai è la grande cupola, cuore della manifestazione, realizzata dalla pordenonese Cimolai, una semisfera che potrebbe coprire il Colosseo e che lascia a bocca aperta milioni di visitatori. Mancherà anche contro l'Inter Pussetto, già ieri disponibile contro il Verona. Torna invece Deulofeu, Pordenone stasera in campo a Como. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. In primo piano la situazione Covid con il notevole aumento dei contagi negli ultimi 7 giorni. In particolare trascinati da Trieste, i contagi nell'ultima settimana sono aumentati del 68% in Friuli Venezia Giulia. A Trieste in particolare l'incidenza ha superato i 150 casi ogni 100.000 abitanti. L'indice RT passa da 0,9 a 1,7, peggio di noi quanto ad incidenza solo la provincia autonoma di Bolzano. In tutta Italia, in particolare in Friuli Venezia Giulia, si registra una maggiore circolazione del Covid con un aumento dei nuovi casi, ma una diminuzione dei decessi, sempre sotto controllo la situazione negli ospedali. La bozza del report settimanale del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità riporta che nella nostra regione l'indice RT è abbondantemente salito sopra 1. Abbiamo raggiunto quota 1,7 contro il valore di 0,9 della scorsa settimana. I casi riportati alla Protezione Civile negli ultimi 14 giorni sono passati da 913 a 1320. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto Covid, siamo passati dal 4 al 5% nelle terapie intensive, mentre nelle aree mediche la situazione è stabile al 4%. Per quanto riguarda l'incidenza, ovvero il numero di contagiati ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni, il Friuli Venezia Giulia è secondo in Italia solo la provincia di Bolzano, con un valore rispettivamente di 88 e di 101. Il report di oggi della Fondazione Gimbe segnala che nella settimana tra il 20 e il 26 ottobre i nuovi casi di Covid sono aumentati del 68% rispetto alla settimana precedente. I casi positivi ogni 100.000 abitanti sono passati da 78 a 113 in 7 giorni. Trieste si conferma l'area con il maggior numero di contagi. Nella stessa settimana l'incidenza ha superato i 150 casi per 100.000 abitanti. Quanto all'immunizzazione, i cittadini del Friuli Venezia Giulia che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 73,1% contro la media italiana del 75,1%, a cui aggiungere un ulteriore 3,8% solo con prima dose. La media nazionale è del 3,4%. Il tasso di copertura vaccinale delle terze dosi è pari al 17,4%, nel paese è del 30,8%. Secondo la Fondazione Gimbe è ormai concluso l'effetto Green Pass sulle nuove vaccinazioni, che si sono ridotte di oltre il 50% nell'ultima settimana. Il bollettino di oggi segnala 249 nuovi contagi, ci sono anche 3 decessi e oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.477 tamponi molecolari sono stati rilevati 238 nuovi contagi con la percentuale di positività al 4,35%, invece 11 casi rilevati dai 22.550 test rapidi. Si registrano anche 2 vittime con Covid, una donna di 90 anni e un uomo di 96, entrambi di Trieste.
morti nella propria abitazione. C'è inoltre un decesso pregresso, una donna di 83 anni straniera morta in ospedale a Palmanova. Salgono a 10, aumentate di 2 unità le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre sono 59 pazienti accolti in altri reparti. E secondo l'epidemiologo Fabio Barbone, che guida la task force regionale anti-Covid del Friuli Venezia Giulia, il focolaio che si è creato con i cortei no Green Pass è stato la tempesta perfetta. Sono 70 le persone che hanno contratto il coronavirus tra Trieste e Gorizia dopo aver partecipato alle manifestazioni dei giorni scorsi, e molte di queste sarebbero non vaccinate. I manifestanti per giorni hanno partecipato alla mobilitazione scendendo in piazza senza mascherina, trascorrendo molto tempo assieme, gomito, a contatto anche con gente da fuori, in un periodo in cui già da fine agosto aveva iniziato a circolare di più il Covid rispetto a giugno e luglio, spiega Barbone. Se c'era anche qualche asintomatico, il virus si è diffuso più facilmente. Già ieri Barbone aveva parlato del focolaio più importante in regione, individuato dopo un contact tracing abbastanza complesso da parte del Dipartimento di Prevenzione di Trieste e Gorizia. Aveva invitato le persone a partecipare, a condividere le informazioni. E sul focolaio Covid di Trieste interviene anche il vicepresidente della regione Riccardi. Stiamo assistendo a un andamento di crescita generale dell'epidemia, soprattutto a Trieste, dice in modo esponenziale. Potrebbe essere difficile o richiedere un tempo lungo far ridiscendere la curva dei contagi, e questo desta qualche preoccupazione. Riccardi sottolinea da un lato una copertura vaccinale ancora troppo bassa, dall'altro la necessità di accelerare sulla terza dose. In questo momento il focolaio di casi collegati alle manifestazioni di Trieste è il più grande della regione. Solo a Trieste, appunto, ci sono alcune centinaia di casi negli ultimi 7 giorni con origine ignota o non dichiarata. La fase di crescita dei contagi a cui assistiamo ora deriva anche da una condizione di circolazione virale già piuttosto alta a metà settembre a Trieste, legata al rientro di positivi dalle ferie. Riccardi ha evidenziato anche un potenziamento delle attività di contact tracing e della sorveglianza per rendere prioritario il contenimento della diffusione del virus e l'elevato numero di tamponi eseguiti in regione in questo periodo per l'obbligo del Green Pass. E sul focolaio è emerso tra i cortei sull'impennata del tasso di incidenza e più in generale sui contagi rilevati in Friuli Venezia Giulia. La deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia Sandra Savino ha annunciato un'interrogazione parlamentare. I dati preoccupano e spingono a una riflessione, ha spiegato Savino. Il timore che i numeri possano crescere è reale ed è naturale chiedersi se sia stato fatto tutto il possibile per evitare il balzo dei contagi. La libertà, dice la deputata azzurra, non può mettere a repentaglio la salute collettiva o creare pressione sul sistema sanitario, penalizzando anche i tantissimi cittadini che hanno aderito responsabilmente alla campagna vaccinale. Per queste ragioni Savino ha chiesto al governo di prendere posizione sull'impennata di casi registrate in regione, riconducibile alle manifestazioni contro l'uso del certificato verde. E un nuovo corteo è partito nel pomeriggio a Trieste da piazza San Giacomo. All'inizio i partecipanti erano 1500, una protesta promossa dal coordinamento No Green Pass del capoluogo giuliano. Ci aggiorna in diretta Andrea Pierini. Sì, buonasera, live dal corteo che si sta snodando per la prima periferia di Trieste. Siamo adesso nella zona del centro commerciale Le Torri d'Europa, via Dalviano. Qua sotto c'è il deposito del Broletto, quello della Trieste Trasporti. Ovviamente abbiamo mascherina e tutto, anche perché, come avete detto nel servizio precedente, stanno aumentando i contagi e i focolai sono comunque individuati all'interno anche di questi cortei. Attualmente il numero è di 8.000 partecipanti, ma è verosimile che comunque tenda a ingrandirsi quando il corteo arriverà in Piazza Venezia, dove è prevista la conclusione della manifestazione. Ci vorrà ancora parecchio tempo, siamo veramente neanche a metà strada, fra un po' passeremo davanti al porto dove c'era il presidio le scorse settimane e ovviamente quello potrebbe essere, ma ripetiamo, il corteo si sta svolgendo nella massima, totale e assoluta tranquillità. I manifestanti sono civili, ovviamente i cori sono sempre quelli che siete abituati a sentire contro il Green Pass, contro il governo di Mario Draghi, per chiedere il superamento della certificazione per poter lavorare.
tutto procede per il meglio. Se non ci sono domande da studio, vi ricordo che domani un corteo analogo è previsto anche a Udine. Io vi restituirei la linea se non ci sono domande da studio. C'è un cane che stava per travolgermi, scusate, tutto bene. Grazie ad Andrea Pierini, allora, che ci ha aggiornato in diretta da Trieste sulla manifestazione No Green Pass. Chiudiamo la pagina Covid e ci spostiamo ad Aquileia, dove questa mattina c'è stata la cerimonia di apertura delle celebrazioni nel centenario del Milite Ignoto, con l'arrivo della staffetta Cremisi dei bersaglieri partita dal Brennero e la messa solenne in Basilica. 100 anni fa la scelta della salma di un umile soldato a rappresentare migliaia di caduti conferì ad Aquileia il ruolo di città madre. L'arrivo della staffetta Cremisi della Pace ad Aquileia ha dato il via ufficiale alle celebrazioni per il centenario del Milite Ignoto. Un gruppo di bersaglieri partiti dal Brennero ha raggiunto il cimitero degli eroi, che si trova dietro alla Basilica e che sarà inaugurato domani, presenti il ministro della Difesa Guerini e il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga. Il cimitero dove riposano gli altri 10 militi, i 10 militi che non furono scelti in quel 28 ottobre di 100 anni fa, e soprattutto riposa anche la madre, Maria Bergamas, che alla sua morte decise... La madre simbolica che scelse... Di tutti gli italiani, quella che scelse il Milite Ignoto. Siamo tutti uniti, tutti insieme, a testimoniare l'importanza di un momento storico, di unità nazionale quanto mai attuale. È stato sottolineato dagli interventi nel corso della celebrazione della messa in Basilica. Aquileia incarna questo ruolo, quello di Aquileia Mater perché rappresenta tutte le città che ebbero una grande perdita all'interno del grande conflitto mondiale, ma da questo lutto rielaborato riparte il tema della speranza del futuro. Domani la bandiera simbolo del Milite Ignoto partirà con il treno alla volta di Roma, passando per tutte le stazioni in cui la sua salma fu salutata dalla popolazione 100 anni fa. Alle 12:50 arriverà a Udine. Per ricordare questo momento molto significativo, perché la prima guerra mondiale è stata una guerra terribile con tantissimi morti. Ricordiamo poi che il Friuli fu invaso, i friulani dovettero fuggire, profughi, fu una cosa terribile. È stata grande la partecipazione ad Aquileia delle istituzioni e anche delle associazioni combattentistiche d'arma che hanno collaborato per l'organizzazione di tutti questi eventi. Grande commozione oggi ad Aquileia, dove i bersaglieri hanno potuto sfilare davanti alla bandiera che avvolse il feretro del Milite Ignoto. Aver avuto la possibilità, grazie anche al sindaco di Aquileia, di in fila indiana passare davanti alla bandiera che avvolse il feretro e poi concludere come con tutte le associazioni presenti un momento da dedicare ai caduti qui al cimitero. Sono stati 3 momenti veramente simbolici ma di grande commozione. Il Milite Ignoto è uno dei nostri simboli e devo dire che è un simbolo forte che noi dobbiamo tramandare ai giovani, e mi fa piacere che sono presenti anche in Basilica scolaresche. Questo simbolo, voglio ricordarlo a memoria, è stato in grado di unire 100 anni fa l'intero popolo italiano. Un uomo è stato colto da un malore improvviso ed è morto mentre era a pregare in cimitero, stroncato da quello che pare essere un infarto. La vittima è un uomo originario di Ruda di 67 anni. Sono stati appunto inutili purtroppo i soccorsi. E a Codroy poi lutto per la morte di un 70enne che viveva da solo in un appartamento del capoluogo del Medio Friuli. I parenti non riuscivano a mettersi in contatto con lui, hanno chiamato questa mattina i soccorsi. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale insieme ai vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento e ai sanitari. La porta della casa era chiusa dall'interno, i pompieri hanno dovuto sfondarla per entrare. Il 70enne era morto probabilmente da 2 giorni per un malore fatale che non gli ha permesso di chiedere aiuto. È stato recuperato dall'elisoccorso regionale il parapendista tedesco caduto poco dopo il decollo dal Monte Valinis, un 59enne che ha riportato una probabile frattura in seguito all'impatto con il terreno molto impervio. Sul posto con l'equipe dell'elisoccorso il soccorso alpino di Maniago e i vigili del fuoco. L'equipe dell'elisoccorso è stata sbarcata con il vericello e ha disteso l'uomo nel sacco per portarlo poi con la barella in un punto più agevole.
agevole per il recupero a bordo del velivolo e dunque il trasporto all'ospedale di Pordenone. Il glifosate torna in tribunale a Udine. L'ex calciatore Pierino Fanna batte l'ex presidente regionale della Fidas, Tiziano Chiarandini, che è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione. Tiziano Chiarandini, ufficiale di polizia giudiziaria in pensione ed ex presidente della Fidas regionale, è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione con la sospensione condizionale dal Tribunale di Udine. A condannarlo è stato il giudice Paolo Lauteri, che ha riconosciuto Chiarandini, 59 anni, residente a Moimacco, colpevole di danneggiamento e getto pericoloso di cose. Per la sospensione della pena, Chiarandini dovrà versare alle parti offese 120.000 euro complessivi. La vicenda, che nel 2020 finì anche nella trasmissione Chi l'ha visto, risale al periodo tra maggio e ottobre 2017. Allora Chiarandini versò in più occasioni nel giardino della vicina Rita Fanna, ma di proprietà del fratello, l'ex calciatore Pierino Fanna, del glifosate. Il diserbante, come confessato da Chiarandini, fu asperso su piante, fiori, erba e arbusti, la cui presenza, secondo lui, avrebbe causato muffe nel focolare di casa sua. Ma questa è solo la punta dell'iceberg, nella quale la pubblica accusa ha chiesto una condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione. Il rappresentante di Pierino e della sorella Donatella Fanna, l'avvocato Raffaele Conte, ha chiesto un risarcimento di 100.000 euro e la bonifica del terreno quali condizioni per ottenere la sospensione della pena, affermando che gli episodi sarebbero continuati anche negli anni successivi, provocando ingenti danni a un giardino storico e danni fisici ai suoi assistiti, per i quali è stata presentata una nuova denuncia. Gli avvocati Fabio Anselmi e Alessandra Pisa, rappresentanti di Rita Fanna e del compagno Leandro Rodriguez, hanno chiesto una provvisionale di 75.000 euro complessivi, affermando che le aspersioni sarebbero continuate su tutto il giardino e l'orto, portando a livelli altissimi i contenuti del glifosate nel suolo. È una situazione pericolosa, hanno detto nell'arringa, e temiamo per l'incolumità della nostra assistita. Per questo abbiamo sporto denuncia alla Procura di Udine e chiederemo la riapertura di tutti i fascicoli legati alle tante denunce di Rita Fanna, a partire da quella di stalking già archiviata. Di tutt'altro avviso i difensori di Chiarandini, gli avvocati Ludovico Rinoldi e Orazio Esposito, per i quali l'imputato è responsabile solo dei 4 episodi ammessi. Quelli successivi, dicono i legali, sarebbero stati portati all'attenzione del giudice per speculare e chiedere un alto risarcimento. Tiziano Chiarandini, assolto con formula piena dopo un calvario giudiziario lungo 5 anni. La vicenda riguarda un maresciallo dei Carabinieri che era stato accusato di maltrattamenti in famiglia. Fine di un incubo per un ex comandante dei Carabinieri. Nella tarda serata di mercoledì la Corte di Appello di Trieste ha scagionato l'uomo, assistito dagli avvocati pordenonesi Luca Donadonna e Fabiano Filippin, dalla pesantissima accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni e percosse. In primo grado il maresciallo era stato condannato a 1 anno e mezzo di reclusione e per lui era subito iniziato un calvario, anche lavorativo, venendo degradato e trasferito di sede e funzioni. All'epoca dei fatti era operativo in provincia di Pordenone. Tutto risale al settembre del 2015, quando la moglie, in quel momento in fase di separazione, si recò dai colleghi del marito per denunciare una lunghissima serie di vessazioni, umiliazioni e autentici pestaggi. Secondo la donna i maltrattamenti sarebbero iniziati nel 2000, quando la famiglia viveva in una caserma della Benemerita, e sarebbero poi proseguiti senza soluzione di continuità nei successivi 15 anni. Al che scattarono le indagini da parte della Procura di Pordenone, sfociate nel settembre del 2018 nella condanna del Tribunale. Gran parte delle contestazioni è caduta già in primo grado, ma ne restavano in piedi altre, aggravate dal sospetto che l'imputato, anche dopo la prima denuncia, avesse abusato della posizione di comandante di stazione per vessare le proprie congiunte. Mercoledì sera la prima sezione della Corte d'Appello Giuliana, presieduta dal giudice Mimma Grisafi, ha cancellato ogni dubbio e assolto il militare perché il fatto non sussiste e, per un episodio specifico, non costituisce reato. Inoltre sono stati revocati tutti i risarcimenti stabiliti a favore delle parti civili. Ora si apre un nuovo fronte per la completa riabilitazione dell'uomo, il quale, come sottolineano i legali, è stato privato dei gradi e inviato lontano dagli anziani genitori con funzioni di servizio diverse da quelle che meritava. Per questo il provvedimento cautelare assunto dall'Arma ora dovrà essere annullato per ripristinare la situazione antecedente. A gennaio, inoltre, il giudice per le indagini preliminari di Pordenone sarà chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di procedere per calunnia contro chi lo ha accusato. Madre e figlio sono finiti in carcere per essere stati sorpresi in auto assieme con 1 chilo di marijuana. Lei 46 anni, lui 19. Sono stati fermati dai carabinieri di Martignaco durante un normale controllo alla circolazione, ma i militari insospettiti da uno stato di forte agitazione, da un impaccio alla guida, hanno poi perquisito l'abitacolo e hanno trovato lo stupefacente in un sacchetto di cellofane. Poi a casa dei due sono stati trovati altri 200 grammi di cannabis.
Iris indica. Madre e figlio sono stati appunto arrestati e portati rispettivamente in carcere a Trieste e a Udine. Sono 5.000 i posti di lavoro che sono stati persi nel comparto turismo e commercio a causa della pandemia. Il quadro è emerso da una ricerca di IRES e Format Research. La buona notizia è però legata al recupero dei posti di lavoro in questi mesi e anche a quella che è una tenuta complessiva del sistema. Posti di lavoro prima persi e poi recuperati, una crescita degli ammortizzatori in deroga e un cambio delle abitudini dei consumatori che hanno aumentato gli acquisti online. La fotografia nel mondo occupazionale voluta dagli enti bilaterali del terziario e del turismo del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la regione, IRES e Format Research restituisce una fotografia pre e post Covid tutto sommato positiva, perché se da un lato è vero che sono andati persi 5.000 posti di lavoro nel comparto terziario, questi sono già in fase di recupero e tutto sommato il sistema ha retto. Le assunzioni nei primi 9 mesi di quest'anno sono nel complesso 179.000. Rispetto al 2020 l'aumento è del 25,4%, mentre siamo molto vicini ai livelli del 2019, meno 1,5%. Con questo trend è sempre più probabile una chiusura d'anno con risultati migliori se confrontati con quelli del periodo pre-pandemia. Sono calate anche i licenziamenti rispetto al 2019 con un meno 3,4%. Ora l'obiettivo resta però la qualità del lavoro. Il problema di reperimento delle persone può sicuramente essere colmato da percorsi formativi che forse bisognava fare anche prima, e quindi la responsabilità che l'amministrazione regionale si assume è sicuramente quella di attivare tutti i percorsi di formazione necessaria. Alle imprese da parte della Regione chiediamo ovviamente un supporto nelle assunzioni di qualità. Il riferimento dell'assessore ai contratti sempre più a tempo determinato, un discorso che va portato anche sul piano nazionale per quanto concerne i contratti collettivi. Per quanto riguarda il 2020 c'è stata una perdita di circa 5.000 unità nel terziario, visto che stiamo focalizzandoci sui servizi. E i dati che abbiamo invece per i prossimi mesi ci dicono che c'è una ripresa sia in termini di nuove assunzioni sia in termini di nuove imprese dopo un anno veramente difficile come il 2020. Diciamo che le previsioni delle imprese ci dicono che probabilmente per fine anno ci avvicineremo ai livelli di 2 anni fa. Potrebbe coprire l'intero Colosseo e lascia a bocca aperta migliaia di visitatori. La cupola realizzata dalla Pordenonese Cimolai è la maggiore attrazione a Expo 2020 a Dubai. Sarà protagonista anche della puntata di questa sera di Economy FVG in onda dalle 21, dedicata anche alla presenza della nostra regione all'esposizione universale. È il simbolo di Expo 2020 in corso a Dubai negli Emirati Arabi. La mega cupola di Alvas Plaza, realizzata dalla Pordenonese Cimolai, è il cuore della manifestazione che ospita 192 paesi, un'opera grandiosa frutto della tecnologia made in Friuli. La struttura è composta da 2.500 tonnellate di acciaio, prevalentemente in forma tubolare, tubi che sono stati piegati nelle 3 dimensioni e poi saldati a formare un motivo di anelli intrecciati che è il simbolo di Expo. La struttura è futuristica, è una semisfera appoggiata a terra, 130 metri di diametro e 70 di altezza, che per chi magari non ha confidenza con le misure significa o corrisponde quasi ad un ombrello in grado di coprire il Colosseo di Roma. Le fasi di montaggio in cantiere hanno coperto un periodo di circa 2 anni e hanno previsto l'impiego di 300 operai in turno diurno ma anche notturno nell'ambiente di Dubai, che non è sempre confortevole. La cupola, che ha ospitato l'inaugurazione dell'Expo, regala ogni giorno a migliaia di visitatori momenti di pura magia. La cupola da noi installata funge durante la notte col buio e il calare del sole da schermo. Sono di fatto 18.000 metri quadrati, l'equivalente di 3 campi da calcio, che avvolgono lo spettatore a 360 gradi in senso longitudinale e trasversale per un'esperienza, è un'immersione nelle immagini alla fine. 252 proiettori di altissima tecnologia, 2.800 luci LED, 17.000 chilometri di cavi, insomma c'è del lavoro alle spalle di questo spettacolo grandioso. Un defibrillatore di ultima generazione e un kit con fiale di adrenalina sono stati posizionati al rifugio Valini Sameduno sul monte che è meta di tanti appassionati del volo libero.
Un'arma in più per affrontare eventuali emergenze sanitarie sul Monte Valinis, a Meduno luogo noto per essere frequentato dagli amanti del parapendio e in alcuni casi teatro di tragedie. A disposizione, nell'ambito di un progetto pluriennale finanziato da Freelovest Banca, ora ci sono un defibrillatore di ultima generazione, un kit anti-emorragia e adrenalina in fiale. Il tutto posizionato al rifugio Valinis, ma che può essere utilizzato anche da altre realtà come malghe, impianti sciistici e strutture commerciali della montagna pordenonese. Un progetto importantissimo, partito più di 5 anni fa, che voleva in qualche modo, siamo partiti alla chetichella perché volevamo proteggere il territorio nostro, il territorio di competenza. È importante aver messo sul territorio 67 ormai defibrillatori, ma più importante ancora sono i corsi che stiamo facendo per le persone che dovranno usare questi defibrillatori. A sostenere il progetto anche Regione, Promoturismo, CAI, Parco delle Dolomiti Friulane, Scuola Medica Triveneta e Asso Rifugi, che hanno fatto sinergia sul fronte della sicurezza sanitaria. Il rifugio di montagna, maggior parte delle volte, è un posto di ristoro e di riposo per una camminata o per l'inizio di un'escursione. È chiaro che questa cosa qui però ci riporta al vero significato del rifugio, cioè un posto dove i frequentatori della montagna trovano anche una sicurezza e quindi questa iniziativa qui proprio sposa la nostra linea, insomma. In Libano si è chiusa la 5ª campagna di scavo della missione archeologica dell'Università di Udine. Kalat era un'importante crocevia tra la costa e le aree interne e da questo centro passavano le merci dirette al mare o trasportate dai mercanti. È questa la più importante scoperta della 5ª campagna della missione archeologica nel Libano settentrionale, guidata dall'Università di Udine e dall'Università libanese, terminata nello scorso giugno e i cui risultati sono stati resi noti oggi. La missione ha indagato proprio l'importanza della città di Kalat, incrementando ulteriormente il panorama archeologico dell'area interna di Cura, un'area densamente abitata fin dal III millennio a.C. Sono stati ritrovati materiali ascrivibili al periodo fenicio, indicando la presenza di altri siti abitati. La scoperta, ha spiegato Marco Iamone, direttore della missione, amplia l'area delle regioni finora considerate chiave per lo studio del mondo fenicio-punico. In 5 anni la campagna congiunta italo-libanese ha individuato più di 120 siti, grazie all'accordo tra la Direzione Generale delle Antichità Libanesi e l'Università di Udine, con i finanziamenti forniti anche dal Ministero degli Affari Esteri. La prossima campagna, prevista per il 2022, mirerà a estendere le ricerche condotte nell'area di Cura e avviare un programma sistematico di disseminazione dei risultati conseguiti. Nel pari contro il Verona di ieri sera l'Udinese ha scoperto success ma ha dovuto rinunciare a Pussetto e così sarà anche nell'impegno contro l'Inter a San Siro di domenica alle 12:30. Dovrebbe rientrare invece Deulofeu. Se ne parla tra poco a Sport FVG. Io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale, vi auguro una buona serata, arrivederci.